Questa settimana siamo a Bergantino, centro della giostra. Abbiamo il piacere di essere nel Museo della Giostra su gentile concessione degli organizzatori, e parleremo di questa città, una città anomala ai confini, come ci ha detto il sindaco, con un'anima importante perché sono 110 famiglie che dal 1929 girano tutta l'Italia, anche l'Europa, con gli spettacoli viaggianti. Hanno portato qua una tradizione importante, ma non solo, anche industrie, anche una mentalità di vita particolare. E quindi adesso andiamo a scoprire questa città, Bergantino, 2500 abitanti. Ma gli abitanti di Bergantino sono notoriamente molto aperti dal punto di vista sociale. Diciamo che questa cosa nasce proprio per la forma mentale, la forma mentale e sociale che si è creata appunto per il mondo della giostra. Il mondo della giostra ha creato tutto un alone di apertura verso le persone. Quando hanno iniziato nel 1929 i primi costruttori a portare fuori il prodotto di Bergantino, e comunque hanno incentivato anche quello che era l'economia, che era notoriamente a zero nelle nostre zone, se non qualche bracciante agricolo, se non queste cose. Hanno implementato quello che è il discorso della uscita all'esterno della comunità attraverso lo spettacolo viaggiante. Abbiamo avuto negli anni 60-70 110 famiglie che operavano nel mondo dello spettacolo viaggiante, e quindi questa forma di uscita verso l'esterno ha riportato automaticamente nel paese una socializzazione maggiore, ha portato un beneficio dal punto di vista dei rapporti tra le persone e tra il mondo della giostra nel senso industriale di costruzione e quello di usufrutto. C'è stata una famiglia in particolare che come pioniera? I pionieri sono stati Umberto Favalli e Umberto Bacchiega, perché sono quelli che hanno avuto l'idea nel 1929 di entrare in questo nuovo mondo che non faceva parte del nostro mondo, perché, come ripeto, era un mondo prettamente agricolo. Allora, Bergantino, da quanti anni è che fate il mercato qua? 7 anni. E come li trovate, questi abitanti di Bergantino? Come abitanti buoni, sono disponibili e tutto. No, dicono che il bergantinese, penso si dica così, è una persona gioviale, molto portata anche ai rapporti umani. Anche lei riscontra questo? Sì, quello sicuramente sì. Meglio di altri abitanti? Certo, meglio di altri paesi, diciamo, sì. Lo spettacolo viaggiante delle famiglie di Bergantino è sempre stato concettualmente verso un'uscita stagionale e un rientro l'inverno, perché era sempre Bergantino punto di riferimento. Però nel rientrare in inverno portavano tutta la cultura che avevano raccolto in giro per il mondo, diciamo così. E soprattutto l'economia. E soprattutto l'economia, infatti sì. L'economia si è evoluta in questo senso. Poi si è evoluta ulteriormente nel senso dei costruttori delle giostre e degli spettacoli viaggianti. Allora, qua c'erano 110 famiglie di giostrai. Cosa portavano di novità quando ritornavano in paese? Dei soldi. Dei soldi, perché allora si viveva solo in campagna, non avevano tanti soldi disponibili, invece loro avevano soldi in mano. Ah sì, quindi portavano ricchezza, storie. Storie. E quando vi raccontavano delle storie, voi a bocca aperta? Beh, sono bocca aperta, sì, alcune sì, dopo alcune. Poi una storia senza metterci un po' di fiorellini. Certo. Ma cambiava il paese, Aveva dei momenti che investivano più vivo, investivano nel paese, investivano. Praticamente loro facevano l'invernata qua e poi dopo andavano fuori. Anche investivano in paese. Andavano in ottobre, novembre, andavano via in primavera. Ma a febbraio andavano via. A 10 km c'è la Lombardia. Quanto subite l'influenza di Mantova in particolare e quanto vi costa la distanza dal capoluogo Rovigo? Dunque, il discorso di quello che ci può costare socialmente o territorialmente è relativo, anche perché, come ripeto, noi facciamo punto di riferimento, non siamo adeguati agli altri, facciamo punto di riferimento economicamente ed industrialmente appunto per il mondo della giostra, ed è una nicchia di mercato che ci ha creato veramente una situazione diversa in senso positivo dal punto di vista sociale ed economico. Ci ha creato questa possibilità di poter essere aperti a tutto, perché noi siamo la punta estrema del Veneto insieme a Melara,
dove tocchiamo la Lombardia, come diceva lei, a 7-8 km. Abbiamo il Veneto, logicamente, verso Verona, dalla nostra provincia, sì. verso nord. Abbiamo l'Emilia-Romagna, confiniamo con la Lombardia, anche dall'altra parte del Po, con Carbonara, che è un comune confinante con noi e della Lombardia, e poi abbiamo l'Emilia-Romagna, come tutti gli altri, qui vicino a Sermide, insomma. Quindi siamo all'interno di tante province e lontano da tutto, perché praticamente Bergantino è equidistante da 4 città diverse: Mantova, Verona, Rovigo e Ferrara. Siamo tutti a 40-50 km da tutte le città. E questo vi costa? E costa enormemente, perché anche all'interno, per esempio, del piano della ZLS noi siamo emarginati da questo. Non ci siete? No, ci siamo perché facciamo parte del gruppo, però non abbiamo quelle vie di comunicazione che ci possono consentire uno sviluppo industriale appetibile per poter venire qui. Quelli di Bergantino sono super gente, sempre cordiale, sempre socializzano, le gente a posto. Ma e tu di dove sei? Tu sei di Bergantino? Mia sono a Pelonica, bisogna passare il Po per arrivare a Pelonica, il paese del Tirolo. Quindi parola di un come si chiamano quelli di Felonica? Felonichesi. Parola di felonichesi a Bergantino, brava gente. Brava gente, super. Grazie. Possono venire benissimo ad abitare qua. Museo Storico della Giostra è affascinante, bello. Quanto è gradito, soprattutto anche dalle persone che vengono fuori, e se è gradito anche dagli abitanti di Bergantino? È molto gradito. I visitatori che vengono da fuori escono sempre tutti sorpresi, dai più piccoli agli adulti, perché questo è un museo che parla a tutti, quindi racconta un po' la storia di ognuno di noi. Anche la gente del posto inizia a capire il valore che abbiamo all'interno di questo museo. Non è stato facile, perché, come dice il proverbio, nessuno è profeta in patria, però vedono il movimento che si crea attorno al museo. Adesso che siamo in fase di ampliamento, capiscono che la realtà è diventata davvero importante e quindi sono orgogliosi di avere questa realtà in paese. Ecco, qualcuno ha definito la città dei balocchi, anche per lei? Sì, può essere definita la città dei balocchi, perché è una concentrazione di aziende come si è qui, non la si trova da nessun'altra parte, e quindi insomma è veramente una realtà unica, e anche questo museo non si trova da nessun'altra parte, un museo di questo tipo che racconta la storia del divertimento dell'uomo, quindi racconta non solo il territorio, racconta molto di più. Ma secondo lei cosa hanno portato di valore aggiunto le persone che facevano questo lavoro, che poi dopo ritornavano in inverno e... Hanno portato tanto progresso, soprattutto se guardiamo le figure femminili. Qui le donne del posto si sono liberate prima di tanti pregiudizi, di tanti stereotipi, e quindi hanno avuto la possibilità di entrare nei bar, di frequentare altra gente, e quindi quando tornavano in paese portavano questa moda nel paese, quindi anche cose strane che venivano da fuori, culture diverse che si sono intrecciate attraverso i racconti e attraverso le esperienze di vita che queste donne o queste persone, queste famiglie portavano. Importanti novità che fra pochissimi mesi, o sbaglio? Esatto, importantissima novità, perché, come ripeto, faremo un'inaugurazione in pompa magna, ma non tanto per creare solo aspettative, creiamo risultati. Abbiamo creato veramente all'interno, attraverso il direttore del museo, il professor Tommaso Zaghini, che è pietra miliare, fondatore, continua a curare, nonostante la veneranda età, continua a curare lui tutte le situazioni. Stiamo allestendo, perché è terminata la fase di ristrutturazione attraverso PNRR, perché l'acquisizione è stata fatta attraverso PNRR con tutti i fondi necessari. Adesso si sta facendo l'allestimento. Una volta terminato l'allestimento, presumiamo che verso la fine di ottobre possa essere la data più o meno idonea per farlo, ma le ripeto, per dare l'idea di quello che è, non è tanto la concezione di museo statico. Noi lo stiamo concependo proprio come un museo dinamico, un museo che possa portare all'esterno quello che ha, non aspettare che vengano le persone a visitarlo all'interno. Aspettiamo le persone per far capire quello che è la nostra cultura, quello che è il nostro modo di vedere le cose. Bergantino è un paese
diciamo che era più vivo fino a qualche anno fa, ecco, si è un po' attenuata la cosa, però... Ma è un post-Covid cosa? No, è una conseguenza probabilmente anche del cambio sociale, poi delle abitudini anche delle persone. Ma se un giovane bergantinese vuole fare qualcosa, qua cosa fa? Beh, ci sono diverse possibilità, abbiamo la fortuna di avere una buona zona artigianale con diverse aziende, abbiamo la vetreria qui a Bergantino, diciamo che per le dimensioni del paese comunque le possibilità di trovare lavoro, di integrazione lavorativa sono ampie. Insomma. Il nostro distretto della Giostra Veneto, dove fanno parte logicamente la parte alto-polesana come consorzio della Giostra, e dove fanno parte altre realtà produttive tipo Zamperla in provincia di Vicenza, cioè ci sono molte realtà produttive in Veneto che hanno un peso notevole, e tutta questa produzione, io presumo verso il 95% è per l'estero, perché i parchi fissi in giro per il mondo, perché le giostre vanno esportate e chi acquista adesso è prettamente straniero, proprio i mercati arabi, mercati di qualsiasi parte sudamericani, cioè in qualsiasi posto del mondo arrivano commesse. Infatti abbiamo una proiezione una programmazione di vendita di costruzione almeno per un paio d'anni assicurata, quindi si prosegue in questo trend, non è che sia casuale, insomma. Sono nate con questo successo anche scuole, non so, mi viene in mente scuole di interpreti, nel senso che dei manager che riescano anche a dialogare con un arabo, con un cinese, cioè, siete riusciti a fare anche squadra anche su questo? Sì, diciamo che le necessità creano l'ingegno, di conseguenza si ha sempre comunque la facoltà di correre per riuscire a trovare le soluzioni ad ogni problema. Diciamo che nell'arco degli anni, dei decenni, si sono formate persone che possono essere preparate ad affrontare qualsiasi tipo di problematica. Ma c'è necessità continuamente di persone che possano entrare in questo mondo, perché è molto particolare il nostro mondo produttivo. Avete acquisito persone da fuori o quasi esclusivamente del territorio? Questo è quasi scontato che si acquisiscano persone da fuori, perché come dice lei la manovalanza manca ovunque, e perciò si ha sempre una prevalenza nell'accettare, tra virgolette, chiunque venga, sapendo che formare una persona, come le ripeto, di questo genere costa fatica, costa soldi. Siamo in collegamento con tutti gli istituti di formazione professionale che portano qui i loro ragazzi anche in visita a vedere la situazione, siamo in collegamento con le associazioni di categoria come CNA, come Confindustria, cioè tutti collaborano in questo modo a portare avanti le problematiche. Si cerca di trovare persone che siano più che altro vogliose di entrare in questo mondo, perché è un mondo molto particolare. Extracomunitari ne avete che lavorano qua sì, e sono integrati con voi? Chi è arrivato qui, anche nello stesso settore della giostra, dove in vetreria ci sono operai, ma nel settore della giostra ci sono anche lì parecchi immigrati che si sono inseriti, io penso, in maniera ottimale nella nostra comunità, perché problematiche con chi è venuto a risiedere qua non ce ne sono. Cominciano ad esserci problematiche invece con la seconda generazione, la generazione dei giovani, ma questo ho riscontrato anche con i colleghi sindaci, che succede un po' dappertutto. No, perché è cambiata molto negli ultimi 3-5 anni, è cambiato molto il paese. Cioè, in meglio o in peggio? In peggio c'è molta meno gente che la frequenta, c'è gente che frequenta le varie feste, però come vita sociale della piazza a me sembra diminuita. E dal punto di vista di commerciante come va? Molto calato, molto diminuito tutto. Come tutto il Polesine, vedo come dappertutto. Benissimo, io ci sto bene. È un paese che sta bene. Ci sto bene, sono tranquillo. Chi di voi era giostraio? Nessuno di voi? No. I giostrai adesso sono tutti in giro, i giostrai. Andavi in giostra molti anni fa o tanti anni fa o pochi anni fa? Tanti anni fa. Gli anni passano e i bimbi crescono. Bergantino, tu se dovessi dare un giudizio, un aggettivo, come lo definisci? In che modo? Se positivo o come negativo? vivibilità? No, ma anche come gente. Tranquillo, la persona è
gente accogliente, sì, benissimo. Ma il bergantinese, è piccolo, non è che... il bergantinese è famoso perché è gioviale, quando fa subito amicizia, anche questo retaggio del lavoro. È vero. Dei buon gustai. In che senso? Solo le cose... Piace mangiare. Beh, però c'è la coda qua. Anche. Quello volevi dire, perché tu sei stato un buon vivant. Tanto. Hai dato. Però ho 84 anni e adesso faccio così. Secondo lei poteva essere importante fare una macro provincia con Verona? Poteva essere secondo lei una soluzione? Allora, la soluzione era stata paventata negli anni scorsi, forse qualche decennio fa, non ultimamente, ma era stata paventata sulla necessità di avere dei collegamenti, sulla necessità di essere presenti territorialmente. Io personalmente sarei più propenso per un'aggregazione della provincia, nella provincia, più che uscire dalla provincia per andare verso Verona. Quelli sono stati momenti in cui si cercava una soluzione al problema, ma la soluzione al problema non è andare in provincia di Verona, perché andando in provincia di Verona saremmo gli ultimi sempre comunque a sud della provincia, quindi siamo territorialmente purtroppo in una situazione negativa. Io invece sarei per una proposizione di unità tra i comuni del territorio. Noi abbiamo istituito la conferenza dei sindaci del Polesine Superiore, che è stata riconosciuta anche in regione ufficialmente. Quindi questo è un primo passo che stiamo facendo per riuscire a riunire gli ultimi 7 comuni della provincia verso ovest. Quindi Melara, Bergantino, Castelnuovo, Castelmassa, Calto, Salare e Ceneselli. Cioè, questi sono i comuni che si sono riuniti sotto questa egida. E stiamo cercando di fare qualcosa, di iniziare a fare qualcosa, ma sono tempi lunghissimi. Io presumo però che, e auspico, tra parentesi, che ci sia un qualche cosa che subentri prima ad obbligare, purtroppo mi tocca dire così, ad obbligare i comuni a mettersi insieme, perché non è concepibile che ci siano comuni dai 600 abitanti di Calto ai 1000 di Gaiba, per dire dei paesi più piccoli qui attorno, tutti con un'entità, tutti con una spesa, tutti con una poca capacità produttiva dal punto di vista amministrativo. Insomma. Com'è cambiata Bergantino? È cambiato o è sempre uguale? Beh, sì, rispetto a una volta sì. Si è modernizzata. Sì. Ma tu la preferivi prima o al di là che prima avevi 50 anni in meno? Adesso? Sì? Ah, sì. Ah, bravo. Almeno adesso c'erano le scuole, una volta non c'era neanche. Beh, Bergantino è sempre stato un centro molto vivo, diciamo. Chiaramente, come diceva Dennis, negli ultimi tempi, come tanti paesi, si sta un po' spegnendo. Ma e perché secondo te? Ma perché non c'è attrattività, i giovani vanno via, non c'è attrattività, non c'è... Infatti demograficamente stiamo calando anche perché... Però qua ci sono fabbriche importanti, la Bormioli, sì, però, le fabbriche... la popolazione cala. Quello è un fatto un po' nei paesi qua attorno, un po' così dappertutto. Però tu stai bene qua, dai. Ma io sto benissimo. L'importanza culturale dello spettacolo viaggiante. Nel discorso culturale noi ci stiamo impegnando molto, molto intensamente verso lo spettacolo viaggiante. Stiamo cercando di portare avanti più problematiche che vanno da quelle che abbiamo già analizzato l'anno scorso all'interno del meeting della giostra, che riguardano l'inserimento nelle piazze delle attività che molti sindaci invece cercano di marginalizzare, di periferizzare per evitare problemi nei centri, e questo sta degradando moltissimo invece una parte di cultura che è sempre stata fondamentale per ogni comune. Cioè la fiera veniva identificata come il momento di festa, il momento centrale di ogni attività di spettacolo all'interno della cultura del paese, invece adesso si tende a marginalizzarlo. Noi stiamo cercando, appunto, abbiamo fatto l'anno scorso una giornata con parecchie personalità, c'erano degli onorevoli, c'erano degli assessori di Genova, ricordo bene, molto interessata a questo, e stiamo cercando di portare avanti nello stesso momento anche un percorso, stiamo portando avanti un progetto di legge che stiamo mettendo a punto con l'onorevole Romeo, stiamo mettendo a punto per i ragazzi che studiano dello spettacolo viaggiante, per avere la facoltà di poter essere curati con la
il problema, diciamo, degli spostamenti continui di paese in paese, ma che abbiano un supporto culturale che è il libro dei saperi, che li accompagna nel loro percorso per poter essere accuditi, per poter essere identificati nel momento dell'arrivo in una nuova scuola, per poter capire il livello al quale sono arrivati e poterne usufruire. Puntata finita, come sempre ci piace visitare questa nostra provincia, sempre più affascinante, sempre più che scopriamo delle cose importanti. Bergantino veramente ci ha stupito anche per la sua capacità di rinnovarsi come sempre. E che dire, la prossima settimana dove saremo? Forse in Basso Polesine. Da Leandro Maggi, ciao ciao!